Oggi, oggi voglio bere bene Friuli, Friuli bianco e Collio Cormons. E allora ho preparato 3 bottiglie di Nicolas Juretic, siamo in zona Cormons, due vini simili, fatti uno nella zona fredda e uno nella zona calda, e il Mali, un altro progetto particolare, ma di questi vini parlerò un'altra volta. Oggi voglio parlare del Grande Valdo. Il Grande Valdo è un blend friulano prodotto da Nicolas in zona Pradis, ovvero una zona calda. Le vigne sono vecchie, una parte degli anni 60, una parte se non erro 1900-1920. Come forse sapete, forse non sapete, ve lo dico, una volta in Friuli, ma non solo in Friuli, si piantavano in vieti misti. Quindi fondamentalmente si piantava in Friuli Malvasia, Ribolle e Toccai, però anche Verduzzo, Piccolette e altre cose. Comunque il grosso era questo. Poi quando moriva una vite, non so, di Toccai, in quel posto lì non si ripiantava Toccai, si ripiantava una delle altre due varietà. È un esempio questo, per capire qual è la varietà più resistente. Questo perché la natura è molto importante. Addirittura ci sono chi osserva bene le vigne, e Nicolas è uno di questi perché Nicolas ha girato il mondo con Simonite Cirque facendo maestro potatore d'uva, quindi conosce benissimo il lavoro in campagna, il lavoro di potatura, e su questo lui è un genio, lo dico, è bravissimo. E ha stato questo progetto di far vino nel 2018, mi sembra appena annata, ed è il produttore che quando ho bevuto la prima volta mi è tornata voglia di bere Collio Bianco, ma Collio Bianco non la zona di Oslavia che macerano tanto, fanno macerazioni lunghe, Collio Bianco la zona di qua, di Cormons, e lui quella volta produceva solo questo all'inizio, e anzi mescolava i due se non erro, la prima annata, e poi decide di separare, quindi fa cruda singolo vigneto. Nicolas, ripeto, è molto bravo, molto conoscitore della materia, e questo è un vino che viene pigiato con i piedi. Vi garantisco io che viene pigiato con i piedi perché ho visto io la pigiatura. Viene lasciato macerare un paio di giorni con l'aspo e tutto, poi viene fatto fermentare, fermentazione spontanea, tutto quello che c'è dietro, affina in botti di rovere usate e poi affina in bottiglia. Come ho detto, il blend è friulano, malvasia e toccai. Io come al solito due calici per capire qual è sempre il calice migliore. Questo è un calice Riedel Pinot Noir, questo è un calice Riedel Chardonnay. Io adoro Riedel, però purtroppo Riedel non fa un calice specifico per i macerati, anche se secondo me uno dei miei risultati per i macerati è questo. Il naso di frutta secca, di albicocca, di fiori secchi, ma non proprio secchi, che stanno essiccando. In bocca è pieno, vivo, energico, bella acidità, un tannino leggero che ti accompagna. Un vino che ti porta in un'altra dimensione, ti fa volare, ti fa godere, perché ti fa apprezzare il frutto, il fiore, cioè proprio sembra di mangiare l'uva in certi tratti con questo vino. Calici si equivalgono, non so quali due preferisco, forse l'avevo messo in frigo, forse un pelino freddo, comunque a 14 gradi e mezzo. Ah sì, le etichette sono o disegni e fotografi di Nicolas, fotografie scusate, perché Nicolas comunque fotografa, gli piace la fotografia, insomma è innamorato della fotografia, ha questa passione. Ha questa passione per il vino, le bottiglie proprio non sono tantissime, è un prodotto che merita fermentazione spontanea, nessun intervento, nessuna chiarifica, cioè un produttore che merita tutta la vostra attenzione e la mia soprattutto. Io ormai lo conosco da un paio d'anni, come vi ho detto,
è lui che mi ha portato a ribere Coglio. Dopo di lui c'è arrivata anche Marta Venica con il progetto Martissima e poi altri, però il primo è stato Nicolas, no? Anche se il progetto di Marta è nato anche lì nello stessi anni. E secondo me hanno delle affinità, soprattutto in vigna, hanno un lavoro molto affine, soprattutto in vigna. Adesso il vino con calma si sta distendendo, si sta aprendo, riempie la bocca, il frutto diventa sempre più preponderante, c'è addirittura un leggero sentore di ciliegia, stranissimo, però mi sembra di sentire un leggero sentore di ciliegia, cioè forse è un gusto mio. Parliamo di un vino che ha una grande profondità, quindi profondità intendo quando il vino scende nel palato ma modifica sempre i gusti, cioè i sapori che tornano in bocca sono sempre diversi, sono sempre tanti, quindi queste sono le cose che a me di un vino fanno impazzire, cioè non è un vino piatto, è un vino vivo, che vive, che dinamico, che si muove, cioè bellissimo, gran bel bicchiere di vino. Io non so, ci abbinerei dei polpetti alla busera al sughetto che secondo me ci stanno, perché col fritto di calamare secondo me questo vino è un po' più importante. Questo è l'ultima cosa che vi dico. Vi auguro buon proseguimento, seguitemi, provate Nicolas, se avete voglia andate a trovarlo in quel di Cormons, zona Pradis, oppure seguitemi me che presto faremo una giornata in cantina da lui e assaggeremo delle cose particolari. Cin cin e buon proseguimento. Ciao ciao!